Autonomia, sanità, prevenzione degli incidenti stradali, bilancio 2019, progetti per il nuovo anno del Presidente della Regione e stasera Zaia sarà ospite a Ring. Torna l'incubo acqua alta, stamattina la marea si è fermata a 144 cm, era previsto 1,5 metri, marea eccezionale che ha coperto il suolo della città per il 60%. Nuovo forte appello del Patriarca di Venezia affinché si arrivi presto a decisioni concrete per il futuro della città, rilanciata la richiesta di uno statuto speciale per Venezia. Non sono previste precipitazioni per i prossimi giorni in Veneto, ma resta l'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per il passaggio dell'onda di piena dei fiumi, in particolare Po, Frattagorzone e Livenza. Presidio sindacale unitario dei lavoratori Conad Auchan questa mattina davanti al centro commerciale Porte di Mestre a Zelarino, in ballo 1500 posti. 70 milioni di euro in cibo regalato oppure cucinato, secondo la Coldiretti a Natale i padovani investono nell'enogastronomia più che in tutte le altre province venete. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano l'omicidio che è avvenuto a Legnago in provincia di Verona, ucciso un titolare di una sala slot nella notte da un bandito che puntava all'incasso del locale. Una rapina finita nel sangue, il titolare di una sala giochi ucciso a bastonate o forse a sprangate da un bandito a volto coperto. Un omicidio brutale, deliberato, che ha per vittima un esercente, un 60enne originario della provincia di Brescia, residente da tempo nella bassa veronese, il titolare del locale Qui Gioco di via dei Caduti, che qui vediamo nel video tratto dal sito del quotidiano L'Arena di Verona. Il bandito a volto coperto ha fatto irruzione in serata nella sala slot, si è fatto aprire la porta sul retro e in quello ha aggredito il 60enne colpendolo alla testa con un bastone, forse una spranga, un colpo violento che ha causato all'uomo un gravissimo trauma cranico. Il malvivente si è quindi impossessato dell'incasso di 3.000 euro e infine è scappato. È stata l'altra titolare della sala slot a trovare il socio esanime a terra in una pozza di sangue e a chiamare i soccorsi, ma il 60enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sono ora i carabinieri del nucleo investigativo di Verona e i colleghi della compagnia di Legnago a indagare sul tragico episodio che ripropone in tutta la sua drammaticità il tema del pericolo corso da esercenti e commercianti di fronte a una criminalità disposta a tutto, anche a uccidere per poche migliaia, a volte poche centinaia di euro. Emergenza acqua alta senza fine a Venezia, anche oggi più di metà della città è stata allagata e le previsioni per i prossimi giorni non sono affatto buone. Il picco è stato di 144 cm d'altezza sul medio mare alle 9:40 e ha allagato circa il 64% di Venezia. Nemmeno all'antivigilia di Natale l'acqua alta ha concesso tregua ad una città che mai come quest'anno ha visto la marea salire così tanto e così tante volte. Dopo l'incubo acqua alta di novembre in molti a Venezia avevano pensato che di questo fenomeno in città non si sarebbe più parlato per un bel po', invece anche questa mattina Venezia si è svegliata sott'acqua. Secondo il centro maree del comune, a memoria d'archivio non si era mai vista una cosa del genere. Dal 1872 ad oggi solo una volta c'erano state 2 acque alte superiori ai 140 cm in un anno. Tra novembre e dicembre 2019 invece ce ne sono già state 6 e la 7ª sarebbe pronta ad arrivare tra poche ore. Stamattina il negozio entra a 1,34, quindi il livello più o meno dove vediamo qui sotto 10 cm 15. Però fortunatamente non è salita così tanto da andare tanta cosa sotto, ecco, abbiamo salvato tutto quello che c'era da salvare. La Protezione Civile ha messo sul campo decine di volontari che hanno agito in sinergia con il centro operativo comunale della polizia locale. I veneziani comunque non si scompongono troppo. Oramai ci ha fatto l'abitudine al fatto che c'è l'acqua. L'acqua alta sì, così alta è molto alta, è molto frequente, quindi... E di Venezia? Sì. E così tanti giorni di acqua alta li aveva mai visti? Tutti di fila così alta no. Il fatto che cresca e cali così rapidamente, cosa significa secondo lei? Secondo me è dovuto alla restrizione che ha subito, conoscendo un po' la laguna, la restrizione che hanno subito le bocche di porto, con la creazione di isole artificiali in Mezzaria, sul Mose, in San Nicolò del Lido. Siamo usciti proprio con l'acqua fino qua. Ah, addirittura? Sì, perché vicino, dove Isaac, vicino a Rialto, era Santa Ponale è più bassa la riva
Quindi vi è entrata l'acqua negli stivali? È entrata l'acqua negli stivali. La sensazione? Vabbè, appena poi trovi un posto un po' più alto, li svuoti e basta, vai avanti. A non andare avanti invece sono i turisti. Secondo gli albergatori, dopo l'allarme di novembre, le disdette hanno toccato il 45%. We were woken up this morning when we heard the alarm. La prende invece con filosofia questa coppia di belgi, stupiti della rapidità del fenomeno, certo, ma in fondo, dice lei, è bastato mettersi gli stivali. C'è il sole e Venezia è bella lo stesso. E c'è un nuovo forte appello del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, affinché si arrivi presto a delle decisioni concrete per il futuro della città, rilanciata la richiesta di uno statuto speciale per Venezia. Avere il coraggio di scegliere. Il titolo dato quest'anno allo scambio di auguri natalizi, estrapolato proprio da una frase dell'omelia di Monsignor Moraglia alla messa celebrata con gli operai al petrolchimico di Marghera, già riassume il pensiero del Patriarca sul momento della città di Venezia. Di riconoscere l'unicità di Venezia con una legge che in qualche modo non sia solo una legge legata a dei finanziamenti, ma a uno stile di vita, a una cultura. Una prima proposta c'è già. Io auspico anche che possa veramente Venezia diventare un centro di studi per il futuro, per la sostenibilità ambientale. A me sembra che ci siano le possibilità, le risorse. La città, secondo il Patriarca Francesco, ha un ruolo cardine in questo progetto perché stimola certamente a pensare il futuro a partire da una grande città che è stata grande nel passato, che vuole essere ancora grande nel presente e nel futuro. L'incontro è stato anche l'occasione per riavvolgere il nastro dei ricordi sul 2019 che si sta concludendo. È un anno che non può prescindere dalla nottata del 12-13 novembre di un mese fa, in cui la città è stata ferita ed è stata soprattutto portata di fronte al mondo in quella sua bellezza fragile che ha un nome che è appunto quello di Venezia e che speriamo possa essere invece un punto di ripartenza di fronte a certe situazioni che si stanno trascinando ormai da decenni. E a proposito di maltempo, non sono previste precipitazioni nei prossimi giorni in Veneto, ma resta l'allerta arancione diramata dal Centro Funzionale della Protezione Civile per il passaggio dell'onda di piena, in particolare nell'asta fluviale del Po per il Fratta Gorzone e in considerazione dei livelli dell'Ivenza. Fino alle ore 14 di domani è allerta per criticità idrogeologica. Ed è allerta rossa per le valanghe in provincia di Belluno. La notte particolarmente ventosa in quota ha causato l'accumulo di neve instabile e facile al distacco, complici temperature tutt'altro che rigide in montagna. E stamattina, dopo la tragedia sfiorata sabato scorso tra Livinallongo e Cortina, una slavina è caduta sulla strada del Fedaia che davanti alla Marmolada congiunge il Veneto al Trentino. La massa, dello spessore di 3 metri, fortunatamente non ha coinvolto persone o cose. Sul posto hanno lavorato gli uomini del soccorso alpino con i vigili del fuoco per la bonifica dell'area interessata, procedendo alla verifica e ai sondaggi anche con l'ausilio dei cani da valanga. Adesso per la cronaca sindacale, presidio unitario dei lavoratori Conad Auchan questa mattina davanti al centro commerciale Porte di Mestre a Zelarino. I dipendenti chiedono risposte. In Veneto abbiamo 1500 persone oggi occupate in questa grande vertenza, forse la garanzia sarà per 600 persone, siamo seriamente preoccupati perché dentro c'è anche, non solo ci sono i lavoratori di SMA e Auchan, ma ci sono anche i lavoratori che sono già passati nel gruppo Conad che sono a rischio, quindi siamo seriamente preoccupati che questa grande Margherita distribuzione che è di fatto una scatola vuota, alla fine non darà nessuna garanzia per chi resterà tra virgolette tra questi numeri. Alla fine ci stiamo rendendo conto e tocchiamo con mano che delle persone questi non hanno nessun interesse, anzi si stanno interessando ben ad altro, quindi noi faremo la nostra battaglia. Questa è un disastro sociale se non viene affrontato e la protezione va fatta fino all'ultima persona, tutti devono avere una garanzia. Presidio sindacale unitario dei lavoratori Conad Auchan davanti al centro commerciale Porte di Mestre di Zelarino, il più grande della regione. I dipendenti sostengono che Conad non avrebbe assunto alcun impegno sulla ricollocazione dei lavoratori in seguito all'acquisizione dei punti vendita Auchan.
Noi chiediamo alle aziende, a Conad, di garantire questo posto di lavoro, ne hanno la possibilità, purtroppo fino adesso non ci hanno dato una risposta che avremmo voluto avere. A dare sostegno anche una delegazione delle guardie giurate. Nonostante le richieste di solidarietà ai consumatori, invece qualcuno ha deciso di entrare comunque. Non tutti capiscono l'importanza di dare un gesto di solidarietà. Siamo sotto Natale, pensavamo che un po' di solidarietà umana non facesse male, e invece riscontriamo che molto spesso le persone sono un pochino egoiste quando non si tocca la loro casa. Ecco, questa è la casa di 1800 persone, qua 270 persone. Chiediamo anche un aiuto da parte dei consumatori. E ci sono invece buone notizie per la tessitura Monti di Maserata, perché è stato scongiurato il fallimento. È di poco fa la decisione del Tribunale di Venezia, competente per materia, di accogliere la richiesta di stato di insolvenza avanzata dalla storica azienda a fine novembre. È stato quindi nominato un commissario giudiziale, si tratta del dottor Fabio Pettinato. Avrà tempo fino al 5 maggio 2020 per verificare l'esame dello stato passivo dell'azienda e eventualmente chiedere il commissariamento straordinario. Soddisfatti ovviamente i sindacati e le 250 lavoratrici. La politica con la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Veneto Luca Zaia sull'attività svolta dalla Regione e le prospettive del Veneto per il 2020, sanità, pedemontana e autonomia, i temi principali, con un ricordo anche per le giovani vittime della strada. Possiamo dire ai veneti che portiamo medici non specializzati, ma che pur sempre sono medici laureati in medicina e chirurgia. I primi 80 saranno in arrivo, che abbiamo assunto, e li dedicheremo ai pronto soccorso. La sanità veneta ancora una volta presa ad esempio dal resto d'Italia. Non a caso la proposta di allungare la presenza di medici in corsia fino ai 70 anni e di portare i giovani laureati nei pronto soccorso in geriatria e medicina generale è diventata legge nazionale. La sanità è la vera sfida, investiamo ogni anno 70 milioni di euro in attrezzature diagnostiche di altissimo livello, cosa che un privato non riuscirebbe a fare perché non sono economicamente vantaggiose per un bilancio di un privato. Dall'altro la vera sfida è quella dei medici, i medici che mancano a livello nazionale, sono 56.000 medici che mancano, e da noi ne mancano 1.300 di questi 56.000 e finalmente è passata la nostra linea a livello nazionale. Questo è uno dei punti toccati dal Presidente del Veneto nella sua conferenza di fine anno nella sede della Giunta regionale a Venezia. Sanità ma anche viabilità, con l'annuncio dell'apertura delle pedemontane il 31 dicembre 2020, con un occhio anche a quanto succederà in futuro per le concessioni autostradali. CAV è un'azienda pubblica che può benissimo gestire il pubblico. Sta pensando alla dismissione di Autostrade per l'Italia? No, io sto pensando che abbiamo un soggetto che funziona, che fa reddito, fa utili, è un soggetto che ha esperienza ormai in infrastrutture autostradali e gestiamo il passante di Mestre, ma ciò non esclude che si possa gestire qualcos'altro, visto e considerato che se si modificasse la legge noi ci siamo, ed è una società tutta pubblica. Poi è stata la volta del punto sull'autonomia del Veneto, con la conferma che se entro gennaio non arriveranno segnali da Roma si procederà con le leggi regionali e relativi ricorsi in Corte Costituzionale. Noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, poi saranno i cittadini a giudicare, no? Fortunatamente sono le elezioni e ognuno poi esprime la sua convinzione. Per ultimo Zaia ha ricordato i tanti giovani morti sulle strade, annunciando degli eventi ad alto impatto emotivo, con lo scopo di sensibilizzare non solo i giovani contro la distrazione da telefonino al volante. E considerando che nel 2020 la Regione torna al voto, a proposito di elezioni Zaia non vuol sentir parlare di campagna elettorale, glissando così. E lasciamo spazio a quelli che vogliono candidarsi. E ancora per la politica e scontro tra Zaia e i 5 Stelle. Rispediamo al mittente l'invettiva di Zaia che dal palco del congresso leghista dice che il paese non può avere grillini tra le palle. Davvero è questo il livello del confronto politico di cui Zaia e il suo partito sono capaci? Che tristezza, sono le parole affidate a una nota dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Berti, Baldin, Brusco, Scarabella, che aggiungono: caro governatore, sa cosa non si può permettere il paese? Una politica affaristica e clientelare, la fiera degli appalti che gonfiano i portafogli degli amici, la politica del Mose, della TAV, delle grandi opere faraoniche, delle discariche abusive sotto le autostrade. A tutto questo stiamo tra le palle, nemmeno ci offendono le parole di Zaia, si tratta della tipica reazione del sistema della politica dei partiti che è terrorizzata da riforme che possono cambiare il paese. Queste dunque le parole dei 5 Stelle contro Zaia.
Parliamo adesso di risparmiatori truffati dalle banche venete che si sono ritrovati questa mattina a Cornuda tra decine di croci di legno. Per loro sarà un altro Natale molto amaro. La politica non ci lasci soli, il loro accorato appello. A me colpisce molto essere in questo momento circondato da tante croci e vedo tanti volti, vedo tante persone che ho conosciuto, qualcuna si è anche uccisa perché tradita da uno Stato che non ha saputo difendere i loro diritti di derubati. Don Enrico Torta lo scandisce a chiare lettere, mentre attorno campeggiano le croci in legno installate dai risparmiatori veneti. In 100, anche da Vicenza e Venezia, hanno voluto esserci alla rotatoria di Cornuda, già teatro delle proteste dei forconi anni fa, per ribadire che questo sarà un altro Natale amaro. Pochi soldi e poche risposte, tante invece le promesse, soprattutto sul fronte dei risarcimenti. Vogliamo ricordare anche alla politica, quella politica che in parte oggi ha il governo, che si erano assunti dei precisi impegni nei confronti dei risparmiatori e che quegli impegni oggi sembrano venuti meno. E la politica ci ha rovinato tutti, ha rovinato tanta brava gente, tante persone anziane, ammalati, persone che adesso avrebbero bisogno di quei soldi per la casa di riposo, un'indifferenza totale. Eppure il copione visto in questi giorni per il crack della Banca Popolare di Bari con il salvataggio dell'istituto da parte dello Stato dimostra che le alternative, volendo, ci sono. A riguardo il sindaco di Cornuda usa parole durissime. In questi giorni abbiamo avuto la prova con quello che è successo alla Banca di Bari, una banca che doveva essere fatta fallire molto prima di Veneto Banca. Invece si sono utilizzati due pesi e due misure. Alla fine le croci che sono qua oggi simboleggiano molto bene la situazione. Come 2000 anni fa, invece di salvare Gesù Cristo, hanno salvato Barabba. Insomma, toni poco natalizi, eppure tra queste croci bianche c'è ancora un barlume di speranza. Natale è un giorno di speranza, abbiamo la speranza, ecco, basta. E per noi adesso c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per parlare delle problematiche che affliggono gli enti locali veneti. Chiusura di Natale amara per l'amministrazione comunale padovana. Il governo infatti blocca le assunzioni. L'annuncio del sindaco e dell'assessore al personale durante i bilanci di fine anno. Il governo ci ha bloccato le assunzioni. Doveva essere un bilancio di Natale tutto in positivo, quello del comune di Padova. Invece inizia con una notizia amara che riguarda il personale. Verranno assunte 50 persone anziché 85 perché c'è stata un'interpretazione della legge sbagliata. Dunque dal governo arriva lo stop. Le risorse che non verranno implementate riguardano comparti importanti come quello della polizia locale, degli educatori degli asili, ma anche geometri, dirigenti, avvocati e periti. Noi avevamo previsto un piano di assunzioni sui 3 anni di 380 persone circa, quindi vorrebbe dire che da qua ai prossimi anni il governo ci impone di tenere bassa la soglia di queste assunzioni. Riguarda un po' tutti, dentro ci sono tutti i concorsi che sono già stati messi in corsa e che ancora non sono conclusi, quindi polizia locale, quindi educatori, per i quali comunque riusciremo a integrare con il tempo determinato e per i quali potrebbe, se il governo non cambia idea, potrebbe esserci un posticipo delle assunzioni a tempo indeterminato. Garantite solamente le assunzioni previste entro il 31 dicembre, mentre saranno congelate quelle a tempo indeterminato dei prossimi 2 anni. I concorsi comunque non si fermano con le graduatorie che verranno già stilate in caso si sbloccasse la situazione. Per il momento i concorsi che si sono già conclusi e per i quali possiamo assumere entro la fine dell'anno vanno a buon fine, quindi insegnanti della scuola dell'infanzia e una quarantina di IC amministrativi verranno assunti subito. Dopodiché bisogna capire cosa succede per i prossimi anni, nel senso che secondo questo decreto i limiti assunzionali sono un po' diversi e quindi, posto che noi continueremo tutti i concorsi che sono stati messi in pista, bisognerà capire quante delle persone che verranno prese potranno essere presi da subito a tempo indeterminato. Resta il fatto che a tempo determinato comunque andremo a coprire i posti per i quali c'è bisogno. Da Padova a Belluno, dove questa mattina c'è stata una semplice cerimonia in provincia per dire grazie a chi si è prodigato nelle giornate dell'emergenza maltempo dello scorso novembre. A sorpresa anche la piccola Emily. Il gesto è farvi conoscere
una bambina. Eccola Emily, la piccola di 7 anni che con il suo gesto di grande generosità ha commosso tutta Italia. Il giorno dopo la devastante scossa di terremoto in Albania, Emily stava facendo colazione prima di andare a scuola. Le immagini della TV, il racconto della mamma le hanno subito fatto scattare il desiderio di rendersi utile nei confronti dei suoi sfortunati coetanei. Con l'aiuto di mamma Veronica ha scritto un pensiero delicato e prima di chiudere la busta ci ha infilato 5 euro. Volevo fargli un aiuto. Ti piacerebbe un giorno andare a conoscerli, incontrarli? Sì. I tuoi compagni cosa ti hanno detto? Che ero stata bravissima. Accanto a Emily la sua bella famiglia, papà e i fratelli Salvo con Ginevra e mamma Veronica. Spero che questo messaggio arrivi soprattutto a questi bambini, perché la piccola Emily l'ha fatto col cuore, non è nulla, è un gesto simbolico, però spero che arrivi soprattutto in questo periodo di Natale. A Palazzo Piloni, al grande lavoro della Protezione Civile, dell'ANE e della Polizia Provinciali, Padrina ha riservato parole di profonda gratitudine per l'impegno, la passione, la dedizione e la grande professionalità. A seguire ora per ora il lavoro nella sala operativa il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi. Abbiamo ritenuto necessario e doveroso ringraziare chi si è adoperato in sala operativa per darci una mano. Non abbiamo dimenticato tutti i volontari che erano in giro per la provincia. Vanto e orgoglio della provincia, la grande squadra della Polizia Provinciale sul cui futuro c'è grande preoccupazione. Questa struttura che per noi è fondamentale, un po' un fiore all'occhiello della nostra provincia di Belluno, veramente possa avere un chiaro futuro nel senso di competenze precise, di funzioni che stiamo definendo in accordo con la Regione Veneto. E a Natale i padovani investono nei piaceri della tavola, vediamo. 70 milioni di euro. La ripresa economica padovana è servita in tavola del Natale. Una elaborazione della Coldiretti del Veneto su dati raccolti dall'Istituto di Ricerca XE dice che i padovani detengono il record di spesa per strenne alimentari, dalle ceste ai buoni spesa, con le tipicità del territorio. Su 400 milioni spesi dai veneti per queste festività, altro dato da ripresa economica, nella nostra provincia oltre 70 milioni saranno investiti in un regalo alimentare a chilometri zero e nei prodotti da portare a tavola nei giorni di festa. La maggior parte della spesa alimentare delle feste è dedicata al pranzo di Natale, che l'85% dei cittadini, secondo Coldiretti XE, consumerà a casa. La vigilia sarà la festa del pesce, con i classici bigo in salsa e il baccalà in più versioni. Il 25 vincerà la carne, con bolliti, cotechini, arrosti, dall'agnello al tacchino, ma anche minestre, zuppe, paste ripiene, cappelletti in brodo. Secondo la ricerca, rilevante sarà anche l'impegno ai fornelli, con una media di 3,8 ore per cucinare le pietanze da servire. La maggioranza resterà in cucina meno di 3 ore, ma tra coloro che hanno risposto al sondaggio, il 16% lavorerà da 3 a 5 ore in cucina e il 18% oltre 5 ore. E siamo alla rubrica Il tuo presepe. Potete vedere in sovrimpressione i numeri e la mail a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Stasera a 20:10 ospite in studio sarà Stefano Busolin, mentre in prima serata ospite di Ring con Ferdinando Avarino ci sarà il governatore Luca Zaia, in onda a partire dalle 21:15, dall'autonomia alla sanità, la situazione politica, molti temi che verranno affrontati nel bilancio di fine anno del Presidente del Veneto. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Bentrovati al meteo. Il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio, sarà una vigilia all'insegna del sole prevalente. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia o nube bassa al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento, non sono attese piogge. Temperature minime tra -3 e 3 gradi, massime comprese invece tra 7 e 10 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile, sarà soleggiato ovunque, salvo per innocui addensamenti sui settori costieri. Temperature minime tra 2 e 9 gradi, valori massimi tra 10 e 12 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui soleggiato su tutti i settori e non sono attese piogge. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime sugli 8 gradi circa.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.